ma vi vorremmo anche raccontare dietro le quinte di come. Bene, ci troviamo a Paoli Latino e stanotte siamo state ospitate in questa bellissima casa antica della signora. Infatti siamo in una casa molto speciale che insomma testimonia sia nelle sue forme architettoniche ma anche nei suoi arredi un bel pezzo di storia, grande amore per la Sardegna. Infatti questa casa della signora che non vive in Sardegna, quindi non è qui con noi per questo motivo, e più tardi vi racconteremo un po' di cose della sua storia e della casa. Vi avevamo detto che non parleremo solo di archeologia in questo tour, ma abbiamo voluto mettere, oltre all'archeologia, alla natura, ai monumenti, ai paesaggi meravigliosi della Sardegna, anche le storie delle persone, il lavoro delle persone, ma anche le storie di quelle persone che sono legate in modo molto profondo alla Sardegna. Quindi questa è proprio una di quelle storie. Ma nel corso della puntata, come non visitare almeno un sito veramente ricchissimo di testimonianze archeologiche. Chiaramente conosca Paolo dell'architettura nuragica, ma oggi non visiteremo il pozzo di Santa Cristina, che ovviamente vi invitiamo a vedere e rivedere più e più volte, perché è uno di quei luoghi dove chiaramente una sola visita non basta, ma ce ne vogliono tante e ogni visita regala sempre nuove emozioni. Oggi invece vi vogliamo portare in una piccola, si conserva perfettamente intatta. Potremo vedere più tardi. Bene. Io torno in regia. Ok. Ciao. Così nel frattempo io sto parlando da 5 come al solito di chiedere il vostro feedback audio e video. Quindi adesso aspetto un secondo che Adriana legga i commenti per sapere se è tutto ok. Mi raccomando, commentate, fateci sapere che ci state seguendo, perché questa, oltre a essere un grosso supporto, una grossa carica per noi, comunque aiuta anche il progetto ad avere più visibilità. Come sapete, più commenti ci sono e più gli algoritmi mostrano i nostri video a più persone, dato che per conoscere la Sardegna a più persone possibili, quindi anche un semplice commento, un semplice like o una condivisione ci aiuta tantissimo. C'è qualche commento già? Non No. ancora? Sicura? Però siamo online. Siamo online, almeno quello. Ogni giorno nelle mille cose da fare ci si dimentica sempre, non è un problema. Interruzione, dice Massimo. Però magari se ci dite se è migliorata, magari forse era all'inizio, a volte quando prende la linea un pochino più. Un po' a tratti, dicono. Allora se un po' a tratti forse ci dovremmo un pochino, capito? Allora aspetta, perché sempre a tratti? Sì. Purtroppo qua non possiamo fare molto, perché questo è il punto dove prendeva meglio, ma la connessione non è così stabile, quindi in certi momenti prende meglio, in altri peggio. Quanto. Non saprei. Nessuno ha scritto che si sente bene? Salta la connessione ogni tanto. Sì. Non so, proviamo a spostarci di qualche metro, dai, facciamo questo tentativo in extremis, poi se non migliora, ragazzi, vorrà dire che chiudiamo qua e poi ci vediamo stasera. Che complica anche poi il lavoro di caricamento dei video sulle diverse piattaforme. Ora ci siamo spostate di qualche, non possiamo spostare.
siamo nel cortile, ma siamo nell'unico feedback. Io vi racconto qualche altra cosettina di come sono andate, soprattutto prime 2 giornate. Innanzitutto, diciamo, abbastanza faticose e intense, per questo motivo mi scuso soprattutto con chi ci sta seguendo su YouTube, perché proprio anche a causa della velocità delle connessioni non siamo riuscite a caricare in orario, all'orario previsto delle 21:30, i video su YouTube, mentre su Facebook, che carichiamo per primo, diciamo che l'orario più o meno l'abbiamo sempre rispettato. Il primo giorno sforato di qualche minuto, ma non per colpa nostra, per un problema che mi dava proprio Facebook. Ieri invece siamo riuscite a pubblicarlo in orario, mentre su YouTube purtroppo, sempre a causa della connessione, ho finito praticamente dopo le 11 di notte di caricare il video. Quindi vi chiedo un po' di pazienza, gli amici che ci seguono su YouTube. Per sapere quando i video sono online vi consiglio di iscrivervi al canale, cliccate sulla campanella, vi iscrivete. Io spero che nei prossimi giorni riusciremo a finire il montaggio, insomma, più decente, in modo da avere quelle 2 o 3 ore per riuscire a caricare i video con calma e selezionare l'orario di pubblicazione corretto alle 21:30. Ma qualora questo non dovesse succedere, la pubblicazione su YouTube, attivate le notifiche come vi ho detto e riceverete una mail da YouTube che vi dice che il video è online, molto più comodo. Anche per chi ci segue da Facebook, se attivate le notifiche per i video, così diciamo quando siamo online ricevete la notifica e non ve la dimenticate. In ogni caso, ecco, su Facebook spero di riuscire a mantenere l'orario. Bene, la connessione è ancora così. Che ore sono, Adri? Sono le 8:10. 8:10. Allora, visto che la connessione non è neanche ottimale, mi sa che noi vi salutiamo per il momento. Vi ringraziamo per la vostra pazienza, per il vostro supporto, nonostante qualche problema tecnico, ma purtroppo anche se cerchiamo di spostarci nei punti migliori, non sempre la connessione è stabile, ma il bello è anche un po' questo. E quindi vi diamo appuntamento all'ora di pranzo, come sempre, anzi dopo pranzo, perché che vi anticipano la